Ciao ragazzi, inizia un'altra giornata spettacolo sulle Dolomiti. Oggi girone da 300 km, passiamo dal Passo Manghen, Passo Rolle, il lago di Fedaia, il lago di Carezza. Spettacolare, vi faccio vedere dal drone tutto quello spettacolo del nostro Garni ai piedi della montagna, qui a Selva di Val Gardena. Tantissima roba, moto nel garage, quindi comunque coperte. Adesso salgo 5 minuti e poi si parte. Vamos! Altro giorno sullo spettacolo delle Dolomiti. Guardate che spettacolo ragazzi, siamo partiti poco fa da Selva Val Gardena. Oggi girone di 300 km, passeremo dal Passo Manghen, Passo Rolle, Passo Fedaia. L'unico che non possiamo fare, perché ci hanno detto, e qua grande sfiga, che è chiuso per una decina di giorni, è il Passo Gardena, perché stanno asfaltando, quindi passo chiuso per una decina di giorni, quindi bisogna evitare il Passo Gardena. Tant'è, ci sono un sacco di altri posti belli da vedere. Adesso destinazione sud delle Dolomiti e poi comincia il rock. Vamos! Questo spettacolo lo potrei vedere tutti i giorni e tutti i giorni mi meraviglierei della bellezza delle Dolomiti. Vogliamo parlare della compagnia, ragazzi, la compagnia assolutamente di prima categoria. Con Roby facciamo le vacanze ogni anno, ci ritagliamo 4-5 giorni per la vacanza, veramente la compagnia perfetta e tanta roba Roby, e direi un grazie anche alla Fede, perché non è da tutti mandare il marito ogni anno 4-5 giorni in vacanza da solo con l'amico, quindi grazie Fede, mi raccomando continua così anche l'anno prossimo e anche l'altro anno e anche l'altro anno ancora, quindi continua così, tanta roba. Ragazzi, quella mi sa che è la Marmolada, Sua Maestà la Marmolada. Che spettacolo, Dolomiti, giorno 2, vamos! Oltre che la settimana dei crucchi tedeschi, anche la settimana dei lavori in corso. Ragazzi, se venite da queste parti e volete farvi un'esperienza veramente bella a piedi, senza troppa fatica, perché non si fa fatica perché il percorso è tutto pianeggiante, andate ad Arabba, funivia Porta Vescovo, vi porta in cima praticamente sul lato opposto di fronte alla Marmolada, e da lì parte un sentiero di un bel po' di chilometri, secondo me sono 6-7 chilometri, forse anche 8, che tutto in quota con la Marmolada alla vostra sinistra, quindi lo spettacolo è garantito. Se andate fino in fondo, fino al Passo Pordoi, poi dal Passo Pordoi ci sono le navette che vi riportano ad Arabba, oppure se fate come abbiamo fatto noi quell'anno, scendete a piedi e a piedi arrivate fino ad Arabba, che lì è tutto in discesa, è anche piacevole. Totale mi pare 17 km di camminata, però ragazzi ne vale la pena perché fa bene al cuore sta cosa, tanta roba.
un raduno di Porsche. Questa è bellissima, questa qua, vecchia Carrera, iconica Porsche, però Porsche Macan davanti, tutte Porsche. Insomma, tutti operai metalmeccanici che vengono qua a fare un giro sulle Dolomiti. We'd always end up in the backseat of your Toyota Camry. 2032, Passo Valles. Else to do. Young indifference, lack of common sense, waiting for the stop signs, praying for the stoplight so I could look at you. Mamma ragazzi, che spettacolo! Passo Rolle, 2000 metri più o meno, ma con le pale di San Martino davanti. Mamma mia ragazzi, che imponenza, che imponenza! Now you think about. Do you ever think of me? Ciao ragazzi, vi faccio vedere dove sono adesso. Sono in uno dei posti più iconici delle Dolomiti. Lo spettacolare lago di Carezza. Mamma che bello! Dove si possono trovare, tra le altre cose, un bel drone subacqueo
È qui che c'è il rock, ragazzi. Spettacolo.